Paperback Writer. Va ora in onda Alta Tiratura con Alessandro Gnocchi. Buongiorno, io sono Alessandro Gnocchi, questa è Alta Tiratura su Radio Libertà. Il caso culturale mi sembra cinematografico più che letterario in quest'estate caldissima, e è il caso dell'Odissea di Christopher Nolan, cioè il film tratto dal poema epico di Omero, adattato da Nolan con criteri moderni e che è contemporaneamente un colossale successo, visto che nel primo fine settimana a livello mondiale ha incassato 264 milioni di dollari e anche in Italia è stato uno degli incassi dell'anno. Ha fatto discutere tantissimo questo film fin da quando hanno iniziato a girarlo. C'è stata inizialmente una polemica legata al politicamente corretto, ovvero legata al fatto che nel film di Nolan Elena di Troia, che è descritta da Omero come una donna dalle candide braccia, è interpretata da Lupita, che è un'attrice invece di colore. Francamente io condivido praticamente tutte le battaglie contro il politicamente corretto. Francamente in questo caso non me la sento invece di appoggiarla, perché mi sembra più che altro una questione di marketing, in quanto Elena di Troia e sua sorella Clitennestra nel complesso del film, che dura 2 ore e 53 minuti, occuperanno, non so, 4 pose per un totale forse di 50 secondi. Quindi direi che è un'operazione, quella di Nolan, più di marketing, che credo non sia tanto una manifestazione di woke, ma sia proprio una questione di marketing, e anche una questione legata al fatto che in America ci sono ancora in realtà delle quote da rispettare quando si fa un cast. Mancava forse un elemento di colore e hanno deciso per Elena. Un'altra parte delle polemiche invece rasenta l'incredibile, perché qualcuno ha scritto che Achille è interpretato da un attore transgender e che nel film Achille era un trans, ma vi posso garantire che nel film Achille non si vede mai, non c'è. E quindi è una polemica così, montata ad arte, tanto per far casino. Il film, io non vi dirò se è bello o brutto, ognuno ha i suoi gusti. A me è piaciuto parecchio. È vero che ha dei dettagli che forse non corrispondono, che un filologo forse boccerebbe, ma anche in questo caso mi sembrano dettagli piuttosto, come dire, insignificanti per uno spettatore qualunque. Ad esempio le navi su cui viaggia Ulisse e viaggiano i greci non sono le navi dell'epoca, e soprattutto non sono le navi, anzi sono le navi dell'epoca ma di un'altra zona, cioè sono le navi vichinghe sostanzialmente. E poi c'è stata una polemica sull'abbigliamento, perché sembrano vestire degli shorts quasi, no? Invece che le braghe o la veste. E poi ci sono altri dettagli che vengono contestati, però francamente mi sembra che anche questi dettagli non abbiano un grande peso all'interno di questa vicenda. Io vi inviterei invece a, come dire, poi c'è un lato che è vero che c'è, ovvero alcuni personaggi e alcune sequenze sono un po' da film di supereroi. D'altronde Christopher Nolan è l'autore della saga di Batman, però anche in questo caso non disturbano, cioè bisogna mettersi nell'ottica di idee che non stai vedendo un film che fa del rispetto e della filologia la
la chiave interpretativa, no? Nolan modernizza tutto, poi anche il fatto che parlino in inglese, no? Normalmente nei film americani i personaggi parlano la lingua che parlavano all'epoca e nella realtà. Qui invece recitano direttamente in inglese, anche questo ha suscitato scandalo. Ma io vi invito innanzitutto a godervi il film, perché Nolan è un grande regista e secondo me dal punto di vista tecnico è un filmone bellissimo, con anche queste rese un po' fumettistiche, quasi da fantascienza di alcuni personaggi tipo Polifemo. Secondo me alla fine sono, come dire, perfettamente coerenti tra loro. Magari non sono coerenti con il testo di Omero, non lo so, però diciamo si vede un prodotto ben studiato, coerente in se stesso, è molto bello. Ma io quello che non riesco a capire sono le critiche invece al contenuto di questo film, perché è un film profondamente liberale e di destra, diciamo così. Perché? Allora, cosa mette in scena Nolan? E diciamo lo mette in scena esplicitamente, perché ci sono delle parti in cui Ulisse parla molto chiaramente al pubblico, in realtà, no? Spiega qual è la sua avventura, qual è la sua angoscia, qual è il suo rovello. In sostanza Nolan mette in scena il passaggio epocale da una società fondata sul sacro e sulla magia, ed è la prima cosa che si vede nel film, in un luogo in cui era ritenuta vera la magia. Quindi passa, diciamo, dal sacro, dal magico, dall'ultraterreno, passa invece all'epoca della ragione, cioè questo cambio proprio di questo momento di crisi, che è la crisi che si verifica quando si passa da un'epoca a un'altra, da un ciclo storico a quello successivo. E il ciclo storico successivo, che è incarnato con qualche contraddizione da Ulisse, è il ciclo invece fondato sulla ragione, perché Ulisse è l'uomo che in questo film attraverso l'astuzia, attraverso la ragione, attraverso la tecnica a volte, riesce appunto a ottenere le sue vittorie su forze che sono o appaiono invalicabili come le mura di Troia, o sembrano imbattibili in quanto divine o legate al sacro, o al magico, Circe e tutto il resto. Quindi sembrerebbe inizialmente che Ulisse, che è appunto l'uomo che vuole conoscere, l'uomo astuto, l'uomo che combatte più con l'intelligenza che con la spada, sembrerebbe che questo trapasso sembrerebbe del tutto positivo, no? Cioè prima c'era il sacro, che è un insieme di menzogne, e poi c'è invece l'epoca della ragione con il trionfo dell'astuzia di Ulisse. Però è proprio Ulisse che è consumato in realtà da un dubbio che poi vediamo sciogliersi bene nella trama, no? Cioè a un certo punto Ulisse dice: noi avevamo il commercio, noi avevamo la civiltà, noi avevamo la scrittura, altro punto su cui un filologo potrebbe discettare, ma e tutto questo l'abbiamo bruciato insieme a Troia. Cioè lui dice: se tu da una società levi il sacro e ti affidi alla ragione che diventa astuzia, cosa ottieni? Una strage. Una strage, perché l'uomo è sacro solo se in sé una scintilla divina, è quello che lo rende intoccabile, che rende un corpo inviolabile. Se tu togli dall'equazione della società il sacro, prima o poi arrivi al massacro. E la conquista di Troia, la caduta di Troia, è descritta proprio come un massacro immondo, un lago di sangue dove nessuno si salva, né i neonati, né le donne, né i vecchi, vengono tutti massacrati. E Ulisse ha la consapevolezza che tutto questo è accaduto per colpa sua, non per merito suo, perché lui sente proprio la colpa di aver fatto, di aver generato questa violenza senza che non risparmia nessuno.
Quindi è un film che io considero, come dire, ideologicamente affine alla destra, perché è un film che in realtà in via indiretta rivaluta il sacro, cioè, e non ci sta dicendo, ragazzi, guardate che se continuiamo a fare delle guerre come se non ci fosse Dio, come se l'uomo non fosse divino, come se si potesse calpestare qualsiasi cosa, guardate che si arriva ai massacri che abbiamo già vissuto nella seconda guerra mondiale. Quindi per favore diamoci poniamo fine a queste cose, proviamo a pensare se nel nostro mondo il sacro ha ancora un posto. E questo mi sembra un messaggio altamente positivo, per cui non mi attarderei, non mi concentrerei sugli elementi woke che sono minori all'interno di questo film. Mi concentrerei invece molto sul suo contenuto ideologico, tra virgolette, che mi sembra calzante anche per la nostra epoca di guerra nel cuore dell'Europa, di guerra in Oriente, di guerra dappertutto. Adesso ascoltiamo una canzone, Wasted Years degli Iron Maiden, e poi torniamo con la seconda parte. Eccoci alla seconda parte di Alta Tiratura su Radio Libertà. Io sono Alessandro Gnocchi. Ci sono due libri di cui vi voglio parlare, uno brevemente, ma credo che sia però tra i due quello forse più leggibile, diciamo, e che è l'edizione speciale fatta dal saggiatore per Urlo, oppure Howl, cioè la poesia più famosa del movimento beat di Allen Ginsberg. È un'edizione molto voluminosa, non come altezza, ma come ingombro, perché riproduce i manoscritti originali con le correzioni di Ginsberg stesso. E quindi dà il testo definitivo, però fa vedere com'è nato e lo fa vedere sui manoscritti. E diciamo, l'interesse però non è strettamente filologico, è interessante vedere alcune correzioni che ha fatto
Ginsberg, e perché ci permettono, no? Anche qui di vedere come il movimento beat, che è passato giustamente anche alla storia come un movimento, diciamo, come un movimento letterario che sta a fianco della contestazione studentesca, ci fa vedere come in realtà le cose non stiano esattamente così, perché nelle prime versioni, ma poi anche in alcune correzioni finali, noi vediamo Ginsberg che, come dire, inserisce dei richiami alla spiritualità, non so se alla religione, però alla spiritualità, cioè magari a una spiritualità non occidentale, può essere quella orientale, però ecco, diciamo che si capisce che sì, è un manifesto politico, ma che c'è qualche cosa in più. D'altronde Jack Kerouac ha sempre detto che beat significa sì battito, perché è una scrittura la loro che segue il ritmo quasi del jazz, ma per lui beat aveva anche un altro significato, beato, cioè lui era Kerouac era un cristiano, e questo si vede molto alla ricerca poi anche lui della spiritualità orientale, ma comunque allevato come cristiano, cresciuto come cristiano, lo è sempre stato, e quindi nel beat pure c'è qualche cosa che tutto sommato, diciamo, in Italia non è stato per niente valorizzato, anzi è stato quasi nascosto, perché a noi ovviamente, essendo diciamo comunisti per statuto, gli intellettuali italiani di questa cosa, di questo movimento, hanno voluto cogliere solo l'aspetto di critica sociale, che invece poggia le radici su un tipo sul discorso della montagna di Gesù Cristo. Ecco. E questo è uno dei libri che secondo me sono, diciamo, più interessanti e anche più belli da tenere nella propria libreria. E poi vi volevo consigliare questo libro molto strano, molto inquietante, L'anima nera della democrazia, di un sociologo francese nato nel 1981, si chiama Geoffrey de la Gasnière. In Francia è molto conosciuto, scrive sui principali giornali, da noi invece non è famoso, lo pubblica l'Orma, che è un editore molto attento alle novità, specie quelle di area francese, e questo libro è veramente inquietante, perché è il manifesto della sinistra dei competenti, chiamiamolo così, cioè di quelli che ritengono che la democrazia, che la politica sia troppo importante per lasciarla alle masse, e che quindi la democrazia che privilegia il voto della maggioranza sia un sistema superato, che non va più bene. E quindi bisogna sottrarre la materia del voto e affidarla a tecnici e a istituzioni che non rispondono al popolo, ma rispondono semplicemente a se stesse e alla propria competenza. Cioè lui immagina, non so, che per decidere l'aumento, se si passa al nucleare oppure no, ecco, immagina che questa decisione non venga presa dai cittadini direttamente con il referendum o attraverso il voto. No, c'è una specie di consulta che interroga i saggi e i sapienti per un certo periodo di tempo e poi prendono una decisione. E così ha anche delle proposte dal sapore prettamente cinese, cioè la patente a punti per i politici, patentino a punti per i politici, la radiazione dei partiti che mentono sul proprio bilancio. Ecco, è centrale in questo libro la questione della verità. Lui dice: ma non è che se una legge è approvata dalla maggioranza allora è giusta o è vera, bisogna prima stabilire cos'è la giustizia e la verità. Peccato che sia un'impresa che negli ultimi 10.000 anni non abbia trovato una soluzione. E quindi chi è che deve decidere cosa è vero, cosa è giusto e che cosa devono fare i tecnocrati?
si ritorna al pregiudizio politico, no? Cioè è giusto quello che pensa la sinistra dei competenti e della tecnocrazia. E quindi, diciamo, queste commissioni che lui immagina super partes sono uno strumento politico come un altro. D'altronde è quello che avevamo visto in questi anni, no? Dove, ecco, questo è un pregio del libro, cioè non ha pudore, dice esattamente quello che pensano molti a sinistra, anche qualcuno a destra, senza però osare dirlo chiaramente, cioè il voto è inutile, anzi è dannoso, i parlamenti sono una palude, le decisioni vanno prese dai tecnici e quindi diciamo vanno bene anche tutte quelle soluzioni politiche che appunto tolgono potere al Parlamento. Ragazzi, l'abbiamo visto durante il Covid con Draghi, appena è possibile in Italia cosa si fa? Una mucchiata che sostiene un governo di tecnici, Monti, Draghi e così via. Manifesto per un altro ideale politico si chiama questo libro. Quale sia questo ideale politico? Ma forse è la tolleranza repressiva, che è un ossimoro, ma che è una delle teorie di Marcuse che viene citato abbastanza spesso in questo libro. E poi forse diciamo che si guarda ad alcune alcune città-stato, tipo Singapore, che hanno un consiglio d'amministrazione più che un Parlamento, no? Poi il CDA non raggiunge il risultato, niente, viene licenziato, se ne assume un altro. Però è veramente bizzarro che appunto la democrazia per la sinistra dei competenti non funziona perché non tiene conto della verità. Ma ragazzi, ma la democrazia non nasce per stabilire che cos'è la verità. La democrazia è semplicemente una tecnica che si utilizza per sostituire chi governa senza dover fare ogni volta una rivoluzione e un bagno di sangue. Serve unicamente a questo, non ha altri scopi precipui. Questo incredibilmente manca nel libro, eppure, cioè, voglio dire, è la teoria di Popper e di tutti i pensatori liberali. Peraltro i pensatori liberali non credono nella democrazia in sé, credono in un sistema che garantisca la libertà e se una monarchia la garantisce meglio di una democrazia, scelgono la monarchia. Quindi diciamo una parte di queste critiche in realtà è vecchia come il cucco, nel senso che sta nei libri di Hoppe e di tanti altri. Quello che invece non c'è nei pensatori liberali è la pretesa che arrivi il tecnico che sa cos'è la verità e decide quindi sicuramente per il meglio. Abbiamo visto che è una palese idiozia perché basta vedere i casini inenarrabili fatti con le pensioni per capire che neanche i tecnici hanno la verità in tasca e che certe decisioni è inevitabile che siano politiche, è meglio che siano politiche. Però voglio dire, comunque questo libro io lo leggerei perché veramente illustra come ragiona la sinistra illuminata che si sente superiore a ogni altro settore della società e che sente di avere la verità a disposizione e in tasca. Ve lo consiglio, è un bel libro. Ne abbiamo parlato criticamente, però appunto è perché è un libro che comunque fa riflettere, ecco. Vi saluto e buoni bagni se siete al mare, buone passeggiate se siete in montagna. Avete ascoltato Alta Tiratura.